altro episodio legato a baby gang in pieno centro in vicolo Avogari, dove residenti e commercianti sono arrivati al limite della sopportazione. Violenza e vandalismi, non ci sentiamo tutelati, dicono. La testimonianza del ristoratore di Cae de Oro, che parla di degrado crescente ma anche di pena più che paura verso i baby bulli, e l'avvocatessa aggredita in Borgo Cavour incontra il sindaco Conte. Furto in pieno centro a Roncade, dove i soliti ignoti hanno visitato un'abitazione, arrivando persino ad aprire il freezer. È stato il panico, racconta la proprietaria. La morte di Massimo Bortolato e della compagna Manola Cucchi. Proseguono le indagini sul tragico incidente di domenica a San Polo. La Polstrada acquisisce le immagini di videosorveglianza. Erano una coppia affiatata, racconta un amico. Delitto di Margherita Ceschin, chiesto il rinvio a giudizio per Candy Maria Rodriguez, l'intermediaria della banda e per uno dei killer, accusato di essere uno degli omicidi della 72enne. Immigrazione e cittadinanza. Da Mogliano l'opposizione va in pressing sul sindaco e chiede il conferimento della cittadinanza onoraria ai figli di stranieri che abbiano completato un ciclo di studi, sono 500. Bilancio di metà percorso per la mostra del cinema di Venezia, numeri in grande crescita, già superati i 60.000 spettatori. Protagonista di oggi la pellicola Queer del regista Luca Guadagnino. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e dunque andiamo in via Avogari perché c'è stato nel fine settimana un altro episodio legato a una baby gang violenta. Residenti e commercianti della zona sono arrivati ai limiti della sopportazione. Sentiamo. Mentre ero al telefono proprio con il comando di polizia sono stato aggredito a squarciagola con insolenze, spintoni e quant'altro con un ragazzo minorenne che poi purtroppo ci siamo un po' azzuffati, un po' per difendermi e poi quant'altro. Sono situazioni che nel momento non sai neanche come intervenire, nel senso il fatto che sia minorenne sicuramente non lo autorizza a alzare le mani verso gli altri e questo qua proprio spingeva sul fatto che essendo minorenne non poteva essere toccato. Ancora un weekend di episodi violenti legati alle baby gang che imperversano in centro città. Stavolta a farne le spese è un residente di vicolo Avogari che denuncia violenze, imbrattamenti, anche con deiezioni e uno stato di degrado sul quale, nonostante siano state chiamate più volte le forze dell'ordine, nessuno è ancora intervenuto in modo definitivo. Stavolta si tratta di una quindicina di minorenni, probabilmente anche alterati da qualche sostanza, che dopo aver fatto un po' di confusione e seminato sporcizia sono stati allontanati. Uno però, tornando indietro per recuperare una borsa, ha aggredito un residente. Era la prima volta che le capitava questo episodio di essere aggredito? Di essere aggredito sì, ne ho sentiti altri purtroppo, personalmente sì, è la prima volta che mi capita. Altre situazioni sì, che di disordine e di proprietà rovinate, appunto sempre dalle stesse figure, perché ormai si conoscono in città chi sono e dove stazionano. Però, ripeto, per esperienza personale in più volte non siamo arrivati ad una soluzione, non c'è nessuno che ti tutela, nessuno che può aiutarti. A chi chiediamo aiuto? Se un minorenne ti aggredisce, cosa devo prima chiedergli? Scusa, sei minorenne? Ah scusa, io non ti posso picchiare, tu picchiami pure, sto aspettando. Ci si chiede che cosa si possa fare, ma le risposte non sono semplici. Questi genitori dove sono? Questi ragazzi come agiscono? Un po' di educazione, un po' di modo di chiedere le cose, anziché aggredirmi poteva chiedermi quella borsa posso riaverla e quant'altro, invece non esistono mezzi termini, si passa subito alla parte fisica, a lesionare le persone e purtroppo con le forze dell'ordine non si arriva ad un dunque, lo dico io, lo dicono altri residenti, è qualcosa che si legge nelle chat perché ormai internet sta divulgando anche queste notizie. A livello di amministrazione comunale dicono che si stiano interessando, però il tempo passa e nulla si vede. E il titolare del ristorante Cae de Oro si confronta con sporcizia e degrado in via Avogari quasi quotidianamente. Se li si sposta da un quartiere, dice, inevitabilmente arrivano in un altro. Sono 20 anni che sono qua, però negli ultimi 2 anni soprattutto ho visto appunto crescere un po' questo tipo di frequentazione da parte di questi gruppi di ragazzini. Sono in banda un po' di ragazzini, a volte sono un po' alterati da alcol o da sostanze e purtroppo sì, qualche danno lo creano, lasciano sporco, soprattutto quello sì. Anche per il titolare del ristorante Cae de Oro la situazione si sta facendo pesante, soprattutto quando i ragazzini gli occupano il plateatico e deve mandarli via, oppure quando deve pulire la sporcizia che questi lasciano pressoché costantemente, anche se un paio di tavoli glieli hanno già scardinati. Lo sguardo di Mauro Erri resta comunque un po' comprensivo, nonostante le bravate dei minorenni. Più che paura provo pena, nel senso che
mi dispiace tanto per loro perché li vedo in una strada che non è quella giusta per loro. Probabilmente a casa hanno dei genitori altrettanto preoccupati o non hanno dei genitori, nel senso che magari i genitori ci sono ma non sono presenti. Vuol dire che un ragazzino di 16 anni che non torna a casa a mezzanotte all'una vuol dire che tu non hai cura di tuo figlio, forse non hai il controllo, non lo so. Il punto cruciale resta comunque la maleducazione di chi banchetta su gradini di abitazioni o marciapiedi senza pulire dietro di sé. Spesso si trovano a far festa, magari vanno al supermercato, comprano alcolici, bibite, qualcosa da mangiare, qualcosa da bere, però lasciano tutto per terra. E anche è proprio una cosa di mentalità loro. Sai, delle volte io arrivo là col sacchetto e gli dico ragazzi per cortesia mettete sul sacchetto e dopo lo buttiamo via. Allora qualche volta ottengo dei risultati positivi perché non sono tutti, non è che possiamo fare di tutto un'erba un fascio, insomma. Però... Ha sentito il sindaco, ha parlato col sindaco? Sì, ci sentiamo perché siamo in buon rapporto e mi dice che queste cose qua sono attenzionate, stanno seguendo e hanno delle soluzioni in testa, probabilmente i tempi sono quelli di sviluppo. Il sindaco Conte dunque, mentre lui chiede più rinforzi al ministro dell'Interno Piantedosi, la minoranza chiede invece più spazi, attività e operatori di strada per far fronte a questo fenomeno del disagio giovanile. Baby gang, degrado e disagio in città. Se ancora non si vede la via d'uscita, almeno si attendono nuovi rinforzi. Il sindaco Mario Conte nei giorni scorsi ha scritto una lettera al ministro dell'Interno Piantedosi per chiedere un aumento di presenze di forze dell'ordine sul territorio. Ma l'appello che fa è anche alle famiglie. Continuo con gli appelli, nel senso che il sindaco fa la sua parte, le forze dell'ordine fanno la loro, però qui dobbiamo rispondere da comunità. Davvero mi appello anche alla figura dei genitori che non voglio né crocifiggere né giustificare, però loro hanno un ruolo importante nel mettere in discussione quello che è il comportamento dei propri figli, cioè non diamo per scontato che i nostri figli siano esenti da certi tipi di comportamenti, basta semplicemente verificare, chiedere, confrontarsi, capire se ci sono delle difficoltà, se ci sono delle fragilità e poi ci sono gli strumenti e anche le istituzioni sono a disposizione per aiutare tutti quei nuclei familiari che dovessero rendersi conto di avere un problema in casa. Dall'altra parte Caterina Dozzo, la giovanissima consigliera comunale, ha altre idee e richieste. Manca infatti a mio avviso una programmazione preventiva, un qualcosa che sia più a lungo termine e più ancorato nella situazione della nostra città e quindi maggiori investimenti nelle politiche giovanili, nel sociale sicuramente, ma anche ad esempio nello sport, nella ricerca di spazi, perché noi giovani abbiamo bisogno di spazi in città, mi ci metto in mezzo, abbiamo bisogno di alternative a questa visione di Treviso che c'è ad oggi. Un'altra delle idee, che è sempre arrivata dalla minoranza, è quella degli operatori di strada, specializzati nel contatto diretto con questi ragazzi. Servirebbe un contatto diretto con le persone giovani che popolano la nostra città, un contatto diretto che a dire il vero è previsto anche dalla programmazione del Comune approvata dal Consiglio Comunale, era prevista già per quest'anno l'iniziativa del tavolo dei giovani, io mi auguro che sia insomma in programma a breve termine, perché c'è sempre più bisogno di un dialogo diretto con i ragazzi che devono poter esprimere le proprie esigenze nella maniera più spontanea e meno intermediata possibile per poter costruire una città che sia veramente alla portata e a forma di tutti. Aggredita in pieno centro a Treviso, in Borgo Cavour, l'avvocatessa Barbara Vidotti, specializzata in diritto familiare dei minori, questo pomeriggio ha incontrato il sindaco Mario Conte. Sul tavolo il fenomeno dei giovanissimi e delle baby gang che negli ultimi tempi stanno imperversando, lo abbiamo sentito, in città. La legale si è detta disponibile a coinvolgere nelle varie iniziative per fronteggiare il problema gli avvocati e le diverse associazioni anche attraverso i social. Ho ribadito, ha detto invece il sindaco Conte, la mia solidarietà a nome di tutta la cittadinanza per l'episodio che ha coinvolto l'avvocato Vidotti. Nel corso dell'incontro, durato una trentina di minuti, abbiamo parlato del disagio giovanile in generale e della necessità di un nuovo modello sociale. L'avvocatessa era stata aggredita in Borgo Cavour da due giovanissimi che forse volevano rapinarla. Solo grazie all'intervento di un commerciante che è uscito dal suo negozio i due si sono dileguati. Domani, assieme al suo legale, l'avvocato Alessandro Doglioni, andrà in questura per presentare denuncia contro ignoti.
E parliamo di furti adesso, di nuovo a Roncade, in pieno centro stavolta. I soliti ignoti hanno visitato un'abitazione arrivando persino ad aprire il freezer. È stato il panico, ha raccontato la proprietaria. Il panico appena entrata perché insomma hanno profanato la mia casa, hanno messo le mani nelle mie cose, buttato per aria tutto, e quindi sì, veramente un po' scioccante. Sono entrati dalla finestra sul retro al primo piano i malviventi che hanno colpito in questa abitazione nel cuore di Roncade in piazza Primo Maggio. Lo hanno fatto tra sabato e lunedì mattina approfittando dell'assenza della signora Paola e della sua figlia Wendy. Quello che mi ha stupito molto è stato che c'era il freezer aperto e le cose che c'erano dentro erano scongelate. I carabinieri mi hanno anche detto, quando sono venute, la pattuglia è venuta quasi subito, che molto spesso le persone nascondono delle cose anche nel freezer. Io non c'ho niente da nascondere perché qui purtroppo non hanno trovato, ma anzi meglio, non hanno trovato né soldi né oro. Insomma, i ladri se ne sono andati a mani vuote, probabilmente dopo aver studiato le mosse di Paola. In questi giorni, in piazza Primo Maggio, ci sono le giostre. A impensierire anche alcune scritte trovate sul cancello, forse un segnale. Che magari passano prima in avanscoperta e poi arriva quelli che sistemano, insomma, che entrano, che fanno i danni, eccetera. Sullo sfondo un'estate difficile per Roncade. Adriano Garbin è titolare di un negozio di alimentari e ricorda i recenti raid in via Pantiera, poco distante da qui. Gente addirittura a casa che si ritrova loro al primo piano che stanno mangiando, al secondo piano sentono il rumore, gente che scappa dalle finestre. Negli anni si è aggravata la situazione, insomma. Vale per Roncade come per buona parte dei comuni della Marca. A Cristian Demma di furti in corso sorge un dubbio: non era l'autunno la stagione dei raid? Ora che tutti erano abituati a dirci è la stagione dei furti, appunto riferendosi a un fine settembre, ottobre, novembre, dicembre, adesso che abbiamo visto, scusate la battuta, che non c'è più la mezza stagione, come diceva un trio famoso, adesso cosa facciamo? Adesso è una stagione di tutto l'anno, quindi o cominciamo a implementare telecamere, controlli e via dicendo, altrimenti sta diventando, senza esagerazione, un po' un Bronx. Intanto Paola abbozza un sorriso, la solidarietà di queste ore l'ha rinfrancata. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno telefonato, mi hanno risposto su Facebook, mi sono stati vicine con una parola di incoraggiamento, sia amici che persone di Roncade che neanche non conosco. Quindi ringrazio veramente di cuore tutti quanti per il sostegno morale che mi avete dato. Grazie. E ora la lunga scia di sangue sulle strade. L'intera comunità di Montebelluna attende la data per l'ultimo saluto a Vincenzo Martinazzo, 75enne, morto ieri in uno schianto sul ponte Cadore tra Perarolo e Pieve, sulla statale 51 di Alemagna. L'uomo si trovava in auto col nipote, rimasto ferito ma in fase di miglioramento. I rilievi sono ancora in corso, a occuparsene la polstrada di Belluno che si sta coordinando con la procura. Lo schianto ha coinvolto 3 auto e un camion. All'origine potrebbe esserci un malore accusato dallo stesso Martinazzo. Il 75enne è stato tra i fondatori del Palio di Montebelluna. Anche per questo l'ente guidato da Dino Bottin si sta preparando per l'addio non appena sarà nota la data delle esequie. Sarà presente una rappresentanza in ogni contrada, fa sapere lo stesso Bottin. E ora la morte di Massimo Bortolato e della compagna Manola Cucchi. Proseguono le indagini sul tragico incidente di domenica a San Polo di Piave. La Polstrada acquisisce anche le immagini della videosorveglianza. Erano una coppia affiatata e sempre col sorriso, racconta un amico, tra gli ultimi a vederli prima del dramma. A Ponte di Piave lo sconcerto di chi conosceva Massimo. Sempre sorridenti, sempre. Io non li ho mai visti arrabbiati, io li ho sempre visti molto bravi, molto tranquilli, di compagnia. Erano uniti su tante cose, penso io, stavano bene assieme. Così il signor Igino descrive gli amici Massimo e Manola, morti a poche ore l'uno dall'altra dopo il tragico incidente di domenica pomeriggio a San Polo di Piave. Li aveva visti un paio d'ore prima Igino in un locale di Faè, il tempo di scambiarsi in allegria qualche battuta, aneddoti semplici di vita e di lavoro. Lui ci raccontava del lavoro che faceva lui, lei ci raccontava delle sue esperienze come assistente nella struttura per anziani
insomma, no? Sono in tanti gli amici e colleghi della coppia che ora aspettano la data dei funerali, mentre la Polstrada prosegue con le indagini. Si stanno ascoltando i testimoni e acquisendo tutte le immagini della videosorveglianza presente in zona. Di certo l'impatto tra la moto dove viaggiavano Massimo e Manola e l'auto guidata da una donna è stato devastante. In attesa di una perizia cinematica, i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Proprio per non lasciare nulla di intentato, si attendono anche gli esami tossicologici disposti come da prassi, ma ci vorranno giorni, forse settimane per l'esito. A Ponte di Piave, dove Massimo Bortolato viveva nella villetta accanto al fratello, il dolore si alterna allo sconcerto. Tante volte passava con la moto come fanno tutti, va a farsi su bel giro e era una bravissima persona. Che ogni mattina quando usciva da questa strada per andare al lavoro, io stavo su in terrazza che stavo facendo i lavori e lui mi schiacciava il clacson e mi agitava la mano per salutarmi. Ecco, questo è l'unico ricordo che ho vivo. Diciamo che ci medesimiamo, la tragedia è grossissima nei genitori che perdono un figlio e così. Lo vedevo tante volte la domenica andare via in moto con gli amici. Certamente siamo sconvolti, sì. E ci sono degli aggiornamenti anche sulla tragedia di Oderzo, perché la Procura di Treviso ha disposto una perizia cinematica per chiarire il gravissimo incidente avvenuto il 28 agosto in cui ha perso la vita Anna Adamo, di 77 anni. La donna era alla guida della sua auto, una Mercedes. Secondo una prima ricostruzione avrebbe attraversato l'incrocio tra via Verdi e via Baite senza rispettare la precedenza. Lo schianto violentissimo contro la vettura di un 22enne rimasto ferito e trasportato in ospedale. Gli inquirenti stanno verificando la velocità della macchina guidata dal giovane. Le indagini dei carabinieri di Oderzo. I funerali, tra l'altro, di Anna Adamo saranno celebrati nella parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo di Camino sabato alle 15. Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale, nella medesima chiesa, venerdì sera alle 19. La cronaca giudiziaria, il delitto di Margherita Ceschin a Conegliano, è stato chiesto il rinvio a giudizio per Candy Maria Rodriguez, considerata l'intermediaria della banda, e per uno dei presunti killer, José Mateo Garcia. Sentiamo. La Procura di Treviso ha notificato nei giorni scorsi la chiusura delle indagini per Candy Maria Rodriguez e José Mateo Garcia, due dei dominicani accusati di far parte della banda che avrebbe ucciso Margherita Ceschin il 23 giugno del 2023. La Procura di Treviso ha chiesto per entrambi il rinvio a giudizio. La donna, agli arresti domiciliari a Pavia, considerata l'intermediaria, dovrà rispondere di concorso in omicidio volontario, mentre l'uomo, rinchiuso nel carcere di Belluno e accusato di essere uno dei killer, di omicidio volontario. Per lo stesso delitto sono stati arrestati Enzo Lorenzon, ex marito della vittima, e ritenuto il mandante del delitto Sergio Lorenzo, sospettato di essere l'altro killer della vittima, e Joan Maria Guzman, che avrebbe giocato anche lui il ruolo di intermediario. Per questi tre si è già celebrata l'udienza preliminare ed il processo inizierà il prossimo 25 ottobre. Manca ancora l'appello Il Palo della banda, che sarebbe fuggito a Santo Domingo. Margherita Ceschin fu uccisa nella sua abitazione a Conegliano, aggredita e soffocata mentre si trovava sul divano. Ci fermiamo adesso per un veloce break, torniamo tra poco. Ritorniamo in diretta da studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e proprio nel capoluogo andiamo ora con il taglio contestato dei pini marittimi di Viale Battisti, che agita ancora gli animi cittadini. Duri gli attacchi all'amministrazione di Partito Democratico e Italia Nostra, intervento radicale figlio di una mancata visione sulla gestione del verde pubblico, dicono. Le fronde dei pini a terra, la resina che comincia a uscire dai tronchi. Si presenta così Viale Battisti l'indomani del via ai lavori di abbattimento degli alberi ottantenni, che ancora sta agitando gli animi cittadini. E mentre sui social si continua a dibattere contro il taglio e il rifacimento del viale, anche le opposizioni prendono posizione. Il taglio dei pini marittimi di via Cesare Battisti è un'opera urgente da ormai un decennio. È una delle cose che dovevano arrivare visto il modo in cui sono stati trattati negli anni. E non fa fare nemmeno una bella figura all'amministrazione,
che dimostra di non saper programmare quella che è una modifica significativa della città. Non usa mezzi termini Scarpa, che accusa l'amministrazione di non avere una visione sulla gestione del verde pubblico. Sulla stessa lunghezza d'onda il Partito Democratico. Un'amministrazione che si è fatta una medaglietta di come tratta gli alberi, di come tratta le aree verdi di questo territorio, e poi andiamo a vedere che hanno delle responsabilità accumulate sia precedentemente ma anche realizzate ultimamente sulle difficoltà che vivono gli alberi in questa città. Il fatto che non vengano fatte sanzioni per le capitozzature, il fatto che in questa città si facciano bilanci arborei senza andare poi a vedere quante piante sono effettivamente morte, il fatto che si mettano conto dentro al bilancio degli interventi privati senza invece avere una vera regia pubblica, il fatto che manchi una consulta del verde nonostante sia prevista dal regolamento. Una gestione, ammoniscono le opposizioni, poco responsabile, figlia di altre amministrazioni di cui l'attuale ne è il prolungamento. Critici sulla scelta di abbattere i pini attaccano sulla mancata condivisione dei progetti su Viale Battisti, risalenti alla convenzione stipulata con la provincia che aveva la vecchia sede proprio nel viale. Una convenzione che è stata ampiamente modificata dalla Giunta Conte per includere una risistemazione che non è stata discussa né in Consiglio Comunale né in altri contesti pubblici, ha portato a oggi a un intervento che sconvolge e rattrista proprio perché non è stato discusso. E poi c'è il caldo, destinato a interrompersi verso giovedì quando sono previste precipitazioni, ma che in questo periodo ha dato davvero e sta dando grossi problemi. Nella morsa del caldo anche i cantieri edili, le categorie fanno sapere che ci sono stati inevitabili rallentamenti nei lavori legati alle alte temperature. Le aziende in questo momento hanno il grossissimo problema del caldo che ancora persiste e mette in difficoltà veramente la produzione. Un'estate 2024 che sicuramente verrà ricordata per la quasi assenza di precipitazioni e per il lungo periodo con temperature prossime ai 40 gradi. Condizioni atmosferiche che hanno costretto i cantieri edili a rivedere l'organizzazione con conseguenti rallentamenti nei lavori. Nelle ore del pomeriggio praticamente è impossibile lavorare, la produttività praticamente si azzera, quindi non ha neanche senso mettere in pericolo i collaboratori. Se facciamo i lavori con una certa durabilità, dobbiamo stare molto attenti a come li facciamo. Facendo velocemente e con condizioni meteo pessime come adesso, sicuramente la durabilità non rimane. Intanto all'orizzonte per il settore edile ci sono una serie di scadenze che portano il nome di pacchetto casa, riqualificazione energetica, patente a punti, incombenze che le imprese dovranno affrontare facendo però i conti con una cronica carenza di manodopera. Lo scorso anno, a fronte di una richiesta di 6.490 lavoratori, 4.627 sono risultati difficili da reperire. Di questi il 47,6% per mancanza di candidati. Il lavoro c'è, abbiamo avuto il problema della grandine e le manutenzioni sono aumentate tantissimo, ma c'è molta richiesta anche sulla costruzione del nuovo, c'è bisogno di manodopera. Parliamo adesso di carenza di infermieri invece, perché il sindacato di categoria Nursing Up interviene con una nota sulle criticità alla neurologia dell'ospedale di Treviso e chiede all'ULSS 2 l'istituzione di un fondo ad hoc con risorse adeguate per coprire le assenze improvvise e i turni straordinari del personale richiamato in servizio per garantire l'operatività dei reparti e la continuità assistenziale, dato il contesto, conclude la nota, in cui la carenza di personale sta diventando strutturale. Di cura si occupano naturalmente anche asili e scuole materne paritarie, prima campanella per i bimbi di questi enti, di queste istituzioni, ma la FISM Veneto lancia l'allarme per le conseguenze sugli istituti di un eventuale aumento dell'IRAP. La tematica IRAP in regione, quel 3,9% di IRAP avrà un costo e quindi anche su questo faremo un ragionamento con la Regione del Veneto e faremo un ragionamento nazionale con lo Stato perché c'è bisogno ovviamente di robustire i contributi.
I nidi e le scuole dell'infanzia FISM hanno riaperto le porte ai bimbi per un nuovo anno scolastico che deve fare i conti con problemi vecchi e nodi più recenti. Vedi la misura allo studio della Regione Veneto di ritoccare l'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, un aumento che potrebbe avere ricadute anche sugli istituti paritari. Una struttura a 3 sezioni con un certo numero di personale sono circa 2.500-3.000 euro in più l'anno. Ecco. E ovviamente se abbiamo detto che una retta media mensile è 180-200 euro, se fosse 200 euro per 10 mesi sono 2.000 euro. È ovvio che l'IRAP significa sulle strutture medie, a 3 sezioni e così via, significa una retta, se non 2 rette in più che dovremmo bambini in più, rette in più che dovremmo avere. Bimbi in più che al momento però sembrano mancare alla luce di una crescente denatalità che in Veneto registra una media annua del 4,5% e che ha inevitabili ricadute anche sugli iscritti a nidi e materne della FISM. 2.700 bambini in meno, le scuole che hanno chiuso e che quindi non hanno riaperto e non riapriranno quest'anno sono circa 15. Purtroppo la media è 12-15 scuole l'anno. Analizzando la situazione a livello territoriale, quest'anno tra scuole primarie e dell'infanzia la provincia di Padova conta 5 istituti in meno rispetto a 12 mesi fa, 4 nel Vicentino, 3 nel Bellunese e 1 in provincia di Venezia e Rovigo. Nel biennio 2009-2010 le scuole paritarie erano 1.350, oggi se ne contano circa 1.000. A pesare in queste chiusure non tanto la denatalità, ma la difficoltà a far quadrare i bilanci. 3 strutture su 4 chiudono per motivi economici, non perché manchino i bambini, vanno a chiusura perché non ce la fanno sul piano economico-finanziario. Ora parliamo invece di immigrazione e cittadinanza, perché da Mogliano l'opposizione va in pressing sul sindaco e chiede il conferimento della cittadinanza onoraria ai figli di stranieri che abbiano completato almeno un ciclo di studi, e sono quasi 500. Chiediamo al sindaco di approvare la mozione per l'istituzione della cittadinanza onoraria ai figli dei cittadini stranieri residenti all'interno del nostro comune. Sono ben 475 ragazze e ragazzi che al momento non vedono riconosciuti dei diritti di cittadinanza molto importanti e che creano delle disuguaglianze con i loro pari. Dopo un'estate di dibattito a livello nazionale, con la stessa maggioranza di centrodestra divisa sul tema, l'opposizione a Mogliano Veneto fa pressing con una proposta netta, ovvero conferire la cittadinanza onoraria a quei figli di stranieri che abbiano completato almeno un ciclo di studi, una sorta di ius scholae comunale più simbolico che effettivo, ma con una serie di azioni collaterali. Dove prevediamo anche una formazione per i genitori, dove prevediamo anche l'istituzione di una cerimonia, dove prevediamo dei percorsi nelle scuole. Non è solo il tema del conferimento della cittadinanza in sé, ma è proprio la gestione a 360 gradi di un percorso di integrazione. Da qui l'appello indirizzato soprattutto alle forze moderate, Azione, Italia Viva, la stessa Forza Italia che ha sostenuto la corsa di Bortolato a sindaco pochi mesi fa. Il guanto della sfida politica è lanciato, la proposta arriverà in Consiglio Comunale, se non ora quando, si chiede Nilandi, che parla di appartenenza, convinto che anche i comuni possano dare un loro contributo all'evoluzione dei diritti civili e sociali. Crediamo che sia importante che i comuni diano un segnale forte con questo tipo di strumenti che pian piano, insieme agli appelli che sono stati fatti dall'ANCI ed altre iniziative che sono state prese negli altri comuni, portino anche il Parlamento a legiferare in merito. Voltiamo pagina, parliamo di turismo con la presentazione a Palazzo Balbi a Venezia della nuova partnership tra l'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e Airbnb. Le colline a pieno titolo di diritto entrano all'interno della sezione vigneti di Airbnb, che è la sezione che oggi cresce di più con un più 400% nell'ultimo anno. Una nuova offerta turistica per le colline patrimonio UNESCO che insieme a paesaggi unici al mondo accoglie un patrimonio rurale di ex stalle ed ex magazzini pronti ad essere riqualificati per ospitare i turisti. E valorizzare dei piccoli, chiaramente dei piccoli edifici come quelli rurali diventa un modo, uno, per non lasciarli abbandonati e due, proprio per non avere un
un eccesso di turisti che invece vengono magari a riempire hotel di grandi dimensioni che a noi non interessano, perché quello che ci interessa invece è un'accoglienza diffusa. Turisti che aumentano la loro permanenza tra le colline del Prosecco con una media di 3 giorni di soggiorno, ma crescono anche le presenze internazionali con un 66%, 25% in più rispetto all'anno scorso. Viaggiatori che potranno contare ora anche su quella proposta turistica che sin dalla sua candidatura accompagna questo territorio. Noi abbiamo sempre detto, fin da quando abbiamo candidato questo territorio a patrimonio dell'UNESCO, che qui non si volevano fare grandi alberghi per una questione anche di impatto ambientale, ma valorizzare le locazioni già presenti, tra cui anche le locazioni turistiche che sono oggetto degli accordi con Airbnb. Questo diciamo che è un territorio che all'interno del Veneto si presta magari più di altri a questo tipo di offerta turistica. Dalle colline del Prosecco al Lido, perché è già ora di un primo bilancio per la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, numeri in grande crescita, protagonista di oggi il regista Luca Guadagnino. L'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è in grande crescita, lo dice il bilancio di metà mostra, anche se sembrava impossibile fare meglio rispetto agli anni scorsi, visto l'indice di gradimento già altissimo. Invece, da mercoledì 28 agosto fino a lunedì 2 settembre, nei primi 6 giorni di festival, sono stati venduti 59.729 biglietti per l'ingresso nelle sale, con un aumento dell'11% rispetto all'edizione 2023. Gli abbonamenti invece hanno fatto registrare un incremento addirittura del 25%, arrivando a quota 1.729, quasi 13.000. Infine gli accreditati, numeri sorprendenti e di grande entusiasmo. Intanto oggi al Lido è il giorno di Luca Guadagnino, che torna a casa e per il suo film Queer in concorso ci ha regalato un'intervista dedicata. Luca Guadagnino, intanto le dico bentornato a casa qui a Venezia. Grazie, infatti mi sento a casa. Il film è una traduzione per lo schermo del grande romanzo di William Burroughs, Queer, che è un romanzo che Burroughs scrisse credo negli anni 50-51, ma che decide di non pubblicare, probabilmente perché era un romanzo che lo mostrava in una dimensione molto fragile di espressione di sé, molto diretta. Era un romanzo che raccontava in maniera traslata della sua ossessione amorosa per questo uomo che si chiamava Louis Marker. Nell'85 lui si convince a pubblicarlo, quindi 35 anni dopo, ormai diventato un uomo adulto, parecchio adulto, e il libro poi esce nell'87 in Italia e io lo scopro in quegli anni. E mi colpì moltissimo e da lì cominciai a comprendere e scoprire il mondo di William Burroughs, questo scrittore immaginifico, così complesso e straordinario. Mi sento a casa, mi sento protetto e contemporaneamente è sempre un'avventura incredibile dove ti terrorizza sempre arrivarci per l'ennesima volta. Un saluto agli spettatori di Antenna 3 Media Nord-Est, è sempre un piacere parlare con te e essere nel vostro canale. E l'aspettiamo a Venezia sempre, perché qui è casa sua. Speriamo. Grazie al nostro Lorenzo Maier. Noi torniamo a Treviso perché venerdì sarà nuovamente la volta della Run for Children, manifestazione podistica che sostiene l'attività dei volontari dei reparti di pediatria degli ospedali di Treviso e Conegliano. Eravamo in Oasi, che stavamo giocando e l'autoparlante dice Giulia dagli infermieri. La bambina ci ha guardato e ha detto scusate, devo tornare in ospedale. Secondo me questa è stata la rappresentazione di quello che facciamo. Creare uno spazio accogliente, giocoso e sereno all'interno delle pediatrie. Questo l'obiettivo dei volontari LILT di Giocare in Corsia. Questo l'obiettivo anche della Run for Children, corsa benefica giunta alla sua 7ª edizione che tornerà ad invadere la città di Treviso. Doniamo 100% delle iscrizioni, questa è la cosa che ci teniamo tantissimo a dire. Gli iscritti sono quelli che poi fanno sì che vengono fatte delle donazioni veramente belle, delle belle donazioni appunto per giocare in corsia. Però abbiamo sempre proprio il rush finale fino all'ultimo momento, perché come succede ogni anno, il momento della partenza, quando c'è lo start, c'è ancora gente che si sta iscrivendo. Conto la rovescia dunque per la corsa che attraverserà la città, 8 km di percorso dentro le mura, partenza e arrivo da Bastioni San Marco passando per Calmaggiore e Piazza dei Signori, piccola deviazione rispetto al percorso dello scorso anno dovuto ai lavori in Viale Cesare Battisti.
La corsa non prevede interruzioni di traffico, quindi ci saranno dei passaggi monitorati dai coordinatori di tutta la corsa e quindi non c'erano assolutamente problemi. Speriamo che le iscrizioni siano tante, di superare la quota dei 2020 dell'anno scorso, che è stata già un'annata record, e che dire, di superare ancora quella cifra. In 6 anni sono stati donati 100.000 euro a giocare in corsia, è un dato importante. Siamo 160 volontari attualmente, e tutti i giorni, il pomeriggio con dei laboratori, la sera con i clown, con i giochi, con le fiabe. Siamo ben contenti e orgogliosi di sostenere questa importante iniziativa che rappresenta un simbolo di solidarietà, di aiuto concreto per promuovere il sostegno e migliorare il benessere dei bambini e delle loro famiglie. Tutti insieme possiamo fare la differenza, con un passo alla volta, con il sorriso e soprattutto con il cuore. E ora andiamo alle notizie dal Bellunese. Parliamo di mobilità innanzitutto perché sono stati presentati i numeri del servizio di trasporto pubblico a chiamata, attivo dallo scorso giugno, con l'entusiasmo dell'azienda di trasporto che plaude al successo, dicono, dell'iniziativa. Per il Partito Democratico però sono ancora molte le lacune di questo nuovo modo di prendere l'autobus in Valbelluna. Trillo funziona e funziona bene. Si è espressa così Dolomiti Bus al tavolo dei trasporti organizzato dalla provincia alla fine di agosto, rispettivamente al servizio di trasporto a chiamata attivo dallo scorso 10 giugno e bersaglio di diverse critiche, specialmente in fase di avvio, riguardo i tempi e modalità di fruizione del nuovo modo di prendere l'autobus. 8.800 prenotazioni completate, 10.500 i passeggeri trasportati, 3.900 account creati nell'applicazione mobile. Una fotografia dei numeri del servizio presentata dalla società, troppo entusiastica per la sezione bellunese del Partito Democratico, che ricorda come l'entrata in servizio di Trillo abbia comportato il taglio netto delle corse standard e pertanto occorra una contestualizzazione di questi numeri. Noi pensiamo che questi numeri vadano un attimo contestualizzati, anche perché stiamo parlando di un servizio che sicuramente può essere importante come integrazione al servizio di trasporto pubblico locale, ma non di certo sostitutivo. Questi numeri, tra l'altro, proporzionati al numero di giorni da cui è attiva questa sperimentazione, dimostrano che c'è un'utenza fra il comune di Belluno e il comune di Feltre di circa 120 persone al giorno su 50.000 potenziali. Insomma, per il PD non solo il dato non è entusiasmante, ma anzi sarebbe la riprova di un disincentivo alla mobilità sostenibile, che siano le 2 ore di anticipo richieste per la prenotazione o la vasta porzione di utenza poco avvezza alla tecnologia. Per i Dem ci sono ancora molti nodi da sciogliere prima di poter parlare di un successo, anche e soprattutto in vista della ripartenza di scuole e lavoratori. Per noi è importante capire che fine farà poi questo servizio e che destino avrà nel momento in cui dall'11 settembre riapriranno le scuole, perché naturalmente ci sarà bisogno di rimodulare tutto il servizio. Esprimiamo preoccupazione, speriamo che ci sia attenzione su di questo, perché non vogliamo che si ripeta quello che è successo l'anno scorso con ragazzi lasciati a piedi o corse tagliate nei momenti di massimo picco, in uno dei momenti più caldi, diciamo, dell'inizio dell'anno scolastico. Sono profondamente grato a nome di tutti i veneti, la montagna è armonia e pace con il contributo di tutti. A dirlo è il presidente del Veneto Luca Zaia, dopo aver appreso la notizia che la comunità buddista italiana donerà i fondi dell'8 per 1000 per la sistemazione dei boschi del Col di Lana in comune di Livinallongo. L'area, che è un sito di profondo interesse storico poiché scenario di guerra durante il primo conflitto mondiale, è stata pesantemente colpita dalla tempesta del 2018, ma grazie ai fondi dell'Istituto Buddista Italiano sarà oggetto di ripiantumazione di 10.000 alberi e saranno inoltre strutturati percorsi didattici e contemplativi, creando un ponte tra culture e sensibilità diverse in onore della pace e dell'armonia. Sofia Pierini, 28 anni, è la nuova dirigente della squadra volanti della questura di Belluno. All'agente maceratese spetterà il ruolo di coordinamento dell'ufficio prevenzione generale durante l'appuntamento olimpico del 2026.
Mi rimane sicuramente la professionalità dei colleghi del mio ufficio, l'UPGSP, e un grande affetto che mi hanno dimostrato tutti, dal signor Questore al capo di gabinetto e in generale a tutti i colleghi della Questura. 3.582 interventi, 27 arresti in flagranza di reato, 472 denunciati. Sono i numeri dell'operato del commissario Valentina Benvenu, giunta al termine del suo incarico a capo della squadra volanti della Questura di Belluno. Un'intensa attività condotta con estrema professionalità e competenza, ha commentato il questore Francesco Zerilli, portavoce dell'applauso unanime di colleghi e collaboratori che nell'ultimo biennio hanno affiancato Benvenu nella sua attività. Portano la sua firma alle iniziative avviate nelle scuole per l'educazione dei giovani a tematiche sensibili quali il rapporto tra sessualità e il mondo del web, e il progetto che tuttora consente alle donne vittime di violenza di usufruire dell'ausilio di una consulenza gratuita con professionisti del settore. Benvenu, nel lasciare le Dolomiti per un incarico a Torino, pone l'accento sui contesti criminosi più sensibili nella provincia di Belluno. L'ambito della violenza di genere e domestica, quindi l'ambito del codice rosso, che comunque è un fenomeno emergente che vede numeri relativamente importanti, e poi l'ambito minorile. Al suo posto Sofia Pierini, classe 1996, originaria di Macerata, è laureata con il massimo dei voti in giurisprudenza e ha seguito un master presso il consolato italiano a New York. Al suo primo incarico dirigenziale a Pierini toccherà la sfida rappresentata dalla gestione dell'ufficio prevenzione generale durante l'appuntamento olimpico. È il mio primo incarico e da quel che ho avuto modo di vedere in questi pochi giorni trovo che sia una realtà lavorativa stimolante sicuramente. Relativamente a breve ci saranno le Olimpiadi, che saranno un evento su cui bisognerà lavorare molto e quindi di conseguenza un evento estremamente sfidante, quindi non vedo l'ora di mettermi alla prova. Era l'ultimo servizio per questa edizione, io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi, vi auguro una buona serata.